Bene, buonasera alla conferenza di questo pomeriggio, il cui titolo è Mrs. Wolf e Miss Judith, immaginario shakespeariano e letteratura delle donne. Un titolo che incuriosisce, che per qualcuno ricorderà qualcosa di familiare, sicuramente Virginia Woolf, che molti di noi conoscono ed amano come grande scrittrice attiva proprio 100 anni fa, proprio nel 23, pubblicava sicuramente uno dei suoi capolavori, è il periodo grande di Virginia Woolf. Per parlarci di queste due signore, Mrs. Woolf e Miss Judith, e scopriremo chi è Miss Judith, abbiamo qui due anglisti esimi dell'Università di Milano, Carlo Pagetti, e della Orientale, o già dell'Orientale di Napoli, Oriana Palusci. Pagetti è uno specialista del romanzo inglese e nordamericano. Ha scritto dei libri molto personali e particolari, ma anche molto istruttivi sulla fantascienza e il fantastico, anche argomenti non sempre frequentati dagli studiosi perché si avvicinano alla cultura popolare. E sulla cultura inglese contemporanea e anche sulla letteratura per l'infanzia. È anche uno studioso di Shakespeare, di cui ha curato e tradotto la trilogia dell'Enrico VI per Garzanti e l'Otello per Einaudi. Per cui chi frequenta questi testi ha forse incontrato le sue traduzioni e i suoi commenti. Insomma, ha alle spalle un lavoro ingente nel campo delle letterature di lingua inglese, specialmente quella nordamericana e quella britannica. È un piacere averlo qui, è venuto da Milano oggi, in questa bella giornata genovese, insieme con Oriana Palusci, che anche arriva da Milano, però ha lavorato a Napoli come professoressa di lingua e cultura inglese, e si è occupata di scrittura femminile contemporanea, di studi culturali e postcoloniali, anche lei di fantascienza e di fantastico. Oriana Palusci ha scritto su Virginia Woolf, ha pubblicato un libro che si chiama Le dimore del tempo, Mrs. Dalloway, Orlando e Mrs. Woolf, del 96, ha curato un volume dal titolo La tipografia nel salotto, saggi su Virginia Woolf. Il titolo allude probabilmente al fatto che Virginia, oltre a essere quella grande scrittrice che sappiamo, è stata anche un editore insieme col marito Leonard Woolf. E anche un libro in inglese intitolato Translating Virginia Woolf, altro tema enorme, quello delle traduzioni italiane, di cui ormai ne esistono tante, perché Virginia Woolf da qualche anno è fuori di riti, per cui chiunque può tradurre più o meno bene Virginia Woolf. Ma dulcis in fundo, Oriana Palusci ha appena curato questo libro negli Oscar Mondadori, un libro di saggi di Woolf, La sorella di Shakespeare e altri ritratti di scrittrici, di cui forse poi potrà dirci qualche cosa, ma è una raccolta di saggi su scrittrici, perché come molti di noi sanno, ma forse non è così noto in Italia, la Woolf fu una grandissima scrittrice di saggi critici, per cui anche i suoi romanzi modernisti appaiono ad alcuni di difficile frequentazione, come tutta la letteratura modernista, perché richiedono impegno ovviamente al lettore. I suoi saggi, che erano abbastanza divulgativi, tutto sommato, ma anche molto originali, sono veramente delle opere letterarie, anche delle opere letterarie, dei bellissimi ritratti di scrittrici, e questo libro copre tutto il corso della letteratura di lingua inglese dal Medioevo poco dopo, insomma dal Cinquecento fino ai giorni nostri, fino ai giorni di Virginia Woolf. E grazie ai nostri due ospiti, che è un onore avere nella nostra accademia, che ci fanno un bel regalo di essere venuti qui. E adesso vogliamo appunto scoprire chi sono Mrs. Woolf e Miss Judith. E credo che incomincerà Carlo Pagetti a introdurre l'argomento. Ecco, grazie a Massimo Bacigalupo
e ai presenti. Siamo consapevoli, Oriana e io, di essere in una serie prestigiosa, di avere anche interlocutori straordinari come carissimo amico, collega Giuseppe Sertori. Sappiamo quello che l'Università di Genova ha dato in ambito anglistico e americanistico, e anche per questo siamo onorati di essere qui. A Genova ha anche insegnato anche a Milano, dove ho insegnato io la statale, Giovanni Cianci, e volevo, diciamo così, fare riferimento, sia pure di passaggio, anche a un volume curato da lui e da Caroline Patey, Will the Modernist Shakespeare and the European Historical Avant-Garde, Shakespeare e il modernismo, dove tra l'altro c'è un saggio molto bello di Massimo, e che ho avuto modo di riprendere in mano in questa occasione. In qualche modo e velocemente vorrei collegare appunto il lavoro svolto in questo volume a quello che ha cercato di fare, che ha fatto Oriana nella Sorella di Shakespeare, Mrs. Wolf, Miss Judith. E vorrei partire da un elemento curioso che è funzionale, insomma, poi a discorso che credo Oriana svilupperà. Cioè Shakespeare è stato considerato a lungo uno scrittore, come dire, virile, che si rivolge in particolare agli uomini. Come sappiamo, le compagnie teatrali della sua epoca erano composte da soli uomini, i personaggi maschili avevano un risalto particolare, e c'erano ovviamente figure femminili importanti, recitate a quanto pare da giovani attori, e sappiamo anche che in alcuni dei personaggi più importanti di Shakespeare hanno anche caratteristiche misogine, no? Vi ricordate Amleto con il suo fragilità, il tuo nome è donna, che si rivolge a Ofilia, ma poi tutto sommato anche alla madre, no? Tutte e due le figure femminili importanti sono maltrattate da Amleto. Nel corso del 600 e del 700 il fatto che Shakespeare appartenga a un mondo maschile è confermato, direi, da una serie di situazioni. Intanto la fortuna di personaggi maschili, non solo appunto dei grandi eroi tragici, ma anche di personaggi come Falstaff o Enrico V. Enrico IV e Enrico V sono appunto tra le opere più rappresentate fino al Settecento e oltre. Così nel Settecento i grandi studiosi shakespeariani, quelli che mettono assieme, no, i grandi critici shakespeariani che mettono assieme le edizioni critiche, le prime edizioni critiche di Shakespeare, sono rigorosamente tutti uomini, no? Da Nicholas Rowe, lo stesso Alexander Pope, il grande poeta neoclassico, Samuel Johnson e poi Malone e così via, no? Siamo in un mondo che in un modo o nell'altro si configura come maschile. A questo si aggiunge, lo dico così per curiosità, tanto per alleggerire un po' come dire, l'argomento, si aggiunge qualche aneddoto sicuramente apocrifo, che però in qualche modo vorrebbe ribadire la mascolinità dello stesso Shakespeare. Qualcuno di voi forse avrà letto, no? Ci sarebbe stata un'occasione in cui una dama di Londra avrebbe invitato per motivi amorosi a casa sua sia Shakespeare che il grande attore shakespeariano Richard Burbage. Shakespeare arriva per primo, va bene, fa quello che va. Poi dopo, quando sta per andare via, si incontra con Burbage, che arriva e che si lamenta, ma come sei già stato tu, ma devo esserci io? E William risponderebbe: guarda che William viene prima di Richard. William il conquistatore, no? 1066, Richard i re che hanno per nome Richard vengono ovviamente dopo. Questo per dirvi un po', voglio dire, a parte la battuta, il tipo di clima che circonda Shakespeare. Nell'Ottocento le cose cominciano a cambiare. Mary Shelley, per esempio, è grande conoscitrice sia di Shakespeare che di Dante, in un romanzo molto, molto importante, anche se non è il Frankenstein, ma anche in Frankenstein c'è Shakespeare, cioè The Last Man, l'ultimo uomo. Qui si immagina che tutta l'Europa sia devastata da un'epidemia,
un'epidemia venuta dall'Oriente, diciamo, una delle scene centrali avviene a Londra, Londra appunto ormai deserta, dove i protagonisti vagano appunto una Londra quasi manzoniana, così vagano, c'è un teatro che è ancora aperto, e in quel teatro si recita Macbeth di Shakespeare, no? È una scena memorabile. Nella seconda metà dell'Ottocento una colta signorina americana, Delia Bacon, lancia la cosiddetta teoria baconiana, che non viene dal suo nome, viene dall'ipotesi che peraltro questa signora, come dire, argomenta con molta efficacia, che Shakespeare non sia in realtà l'autore di questo straordinario numero di gruppo di opere che coprono non più di un quarto di secolo, anche meno probabilmente, e che invece le opere di Shakespeare doveva essere una specie di paravento, insomma, siano di una serie di intellettuali sovversivi, quali non potendo esprimere apertamente, tra cui Bacone, ma anche Sir Walter Raleigh, per esempio, quali non potendo esporre apertamente le loro idee sovversive in quello stato totalitario, no? Che era l'Inghilterra di Elisabetta, affiderebbero appunto a questo attore di scarso peso, Shakespeare, il peso di essere l'autore delle loro opere, no? Alla fine dell'Ottocento una scrittrice inglese popolarissima, talmente popolare che per esempio fa imbestialire Conrad, quale per un certo periodo non riesce a vendere quasi niente perché le sue opere sono troppo difficili per il pubblico dell'epoca, Mary Corelli si stabilisce a Stratford-on-Avon e si proclama figlia di Shakespeare. C'è una sua, credo, fotografia, perché siamo verso la fine dell'Ottocento, in cui lei va su una specie di gondola sullo Avon, così raffigurandosi quasi come una figura shakespeariana. Ci sono naturalmente, e qui do la parola a Oriana, le grandi interpreti donne di Shakespeare, come Sarah Bernhardt, che addirittura si impadronisce di alcuni personaggi maschili di Shakespeare, no? Le cose stanno radicalmente cambiando, no? Secondo una tradizione che del resto dura ancora oggi, no? C'è qualche grande attrice inglese contemporanea come Helen Mirren, che per esempio ha rappresentato il Prospero della Tempesta, no? Da una rappresentazione maschile, mascolinizzata di Shakespeare a una forte e vivace presenza femminile. E qui interviene Judith Shakespeare. Sì, interviene Virginia Woolf, che prima di questo ribaltamento dei ruoli in scena inventa la sorella di Shakespeare, Judith Shakespeare. Perché inventa la figura di Shakespeare? Inventa la figura di Shakespeare che trovate proprio nel titolo, La sorella di Shakespeare e altri ritratti di scrittrici, perché per lei Judith rappresenta la condizione femminile dell'epoca di Shakespeare. La sorella di Shakespeare chi è? Ha le stesse opportunità di William? No, non ha le stesse opportunità. Judith è il personaggio chiave dell'antologia in una realtà storica letteraria che non consentiva alle donne di salire sul palcoscenico, come abbiamo detto Carlo prima, né tantomeno di frequentare gli ambienti teatrali. Dove compare Judith negli scritti di Virginia Woolf? Judith compare in A Room of One's Own, in una stanza tutta per sé. Il personaggio immaginario di Judith compare appunto in questo lungo saggio del 1929 di Virginia Woolf. Woolf si chiede cosa sarebbe accaduto a una ipotetica sorella di William, geniale come lui, che facesse fagotto e andasse a Londra, come aveva fatto William. Arrivata al teatro, ci spiega in questo saggio, arrivata a teatro,
si mettono a ridere, come capite bene, si mettono a ridere e c'è una sola soluzione. Uno dei, come ci spiega Virginia Woolf, uno degli attori la prende da parte, la mette incinta e lei fa una brutta fine, si suicida. Non c'è spazio per una donna geniale al teatro a Londra nel periodo di Shakespeare. Come è collegata Judith a un percorso letterario al femminile? E se vogliamo al romanzo inglese. Woolf ricostruisce nei saggi e nelle recensioni nel corso di circa 35 anni, partendo da Judith, facendo vedere come sono cambiate le cose nel tempo, considerando voci minori accanto alle voci più importanti della letteratura inglese scritta da donne. In altre parole, le scrittrici che nel 500-600 si vergognavano, dovevano scrivere, come si dice, le scrittrici dell'alba, di nascosto, secondo Woolf non devono più farlo. Woolf che cosa fa? Va alla ricerca di queste scrittrici, soprattutto le minori, che recensisce dove? Woolf recensisce a lungo per il Times Literary Supplement che esiste tuttora, il Times Literary Supplement che era iniziato a pubblicare, che aveva iniziato a pubblicare nel 1902. Woolf comincia nel 1905 a recensire per questa rivista letteraria che diventa sempre più importante nel panorama inglese e non solo, e il punto di partenza, secondo me, è proprio la figura immaginaria di Judith. Judith, ci dice Virginia Woolf, è una vittima dell'ordine patriarcale. Non ha istruzione, non ha le stesse opportunità sia a livello di istruzione sia a livello socio-economico del fratello. Alcune osservazioni che sono secondo me essenziali per capire il lavoro di recensione sul Times Literary Supplement. Prima di farle però vorrei fare una distinzione. Woolf non scrive e recensisce solo per il Times Literary Supplement, e la collaborazione più lunga di Woolf nel tempo e anche a livello quantitativo. Woolf recensisce anche su riviste americane. Perché ve lo dico? Ve lo dico perché le recensioni sul Times Literary Supplement erano anonime fino agli anni 70. Quindi Woolf, che nel 1905 ancora non aveva scritto romanzi, non era conosciuta e verrà conosciuta prima negli Stati Uniti che in Inghilterra, perché le recensioni sul Times Literary Supplement erano anonime. Quindi ritorniamo a queste tre considerazioni. Nelle recensioni Virginia Woolf non usa il pronome femminile, non si usava allora, usa questo we, noi neutro, come se si nascondesse dietro questo we. Man mano recensisce materiale di ogni genere, man mano diventa sempre più selettiva, ma qui non mi dilungo. Come sappiamo che queste recensioni erano le sue? Perché Virginia Woolf le raccoglie, la maggior parte, ma non tutte. Infatti la maggior parte delle recensioni qui raccolte sono dal Times Literary Supplement, ma non tutte, perché lei le raccoglie nel Common Reader, nel lettore comune nel 25 e poi in un secondo volume nel 32, quando ormai era nota per i suoi romanzi. Quindi in questa raccolta ci sono
recensioni dal Times Literary Supplement, ma non solo, perché c'è ancora in corso una ricerca. Le ultime recensioni sono venute fuori 3-4 anni fa, perché erano anonime anche su altre riviste inglesi. Secondo punto, l'attività di recensore o recensora, come volete, le dava da vivere. Il padre muore nel 1904, aveva fatto una prima recensione su un'altra rivista meno importante, cominciano i primi guadagni di Woolf. Quindi Woolf comincia a vivere, diciamo, dei guadagni grazie alle sue recensioni. Un'attività densa di recensioni. Non sono riuscita a fare il calcolo di quante recensioni facessi a settimana. Chi fa le recensioni qua sa che insomma ci vuole tempo. Terzo punto, secondo me importante, dell'attività saggistica di Woolf è che l'attività saggistica è un laboratorio in cui sperimentare quello che sarà quella scrittura fluida femminile che adopererà nei suoi romanzi. Cioè, mi ricordo quando ho studiato Virginia Woolf tanti anni fa, che si diceva questi sono i romanzi, ma nessuno mi aveva mai detto che è la scrittura, questo laboratorio di scrittura attraverso le recensioni e i saggi in cui lei applica, sperimenta una scrittura che lei chiama la frase femminile. Le sue recensioni, e qui vorrei insistere, le sue recensioni non sono recensioni, diciamo, descrittive scientifiche su un volume. Sono scavi, se vogliamo, nella vita quotidiana della scrittrice che recensiva, anche lo scrittore, come capito. Non sto dicendo che Woolf recensiva solo scrittrici. Io mi sono dedicata alla parte delle scrittrici. Sono famosi i suoi saggi su Conrad, su Joyce, non sto qui a citarli, è ovvio, ma per quanto riguarda le scrittrici mi interessa questa prosa che travalica i confini tra i generi, abbatte i confini ad esempio tra biografia e invenzione letteraria, come abbiamo visto per Judith in qualche modo. Molte delle scrittrici da lei ritratte assurgono al ruolo di personaggi e sono talvolta personaggi immaginari. Il volume, come avete capito, si apre con una scrittrice fittizia che non ha scritto neanche una parola e si chiude con un'altra scrittrice fittizia. Perché? Proprio perché se guardiamo l'ultimo pezzo, chiamiamolo, l'ultimo brano, è The Journal of Joan Martyr, attribuita a una donna vissuta nella seconda metà del 400 che lascia un diario sulla vita quotidiana nel Norfolk. Se Judith non l'aveva scritto, Joan qui scrive, abbiamo il suo diario, ma scrive per mano di Virginia, che scrive Virginia nel 1906, all'inizio della sua carriera, inventandosi una futura fittizia letteratura della scrittura delle donne. Quindi la chiusura per me era l'inizio di un nuovo percorso. Senza dubbio la prosa di Woolf è, come d'altronde i suoi romanzi e racconti, è ricolma di problematiche e idee femministe, se va a san dire. Woolf si batte in tutta la sua carriera per la rivendicazione dell'autonomia femminile, sull'uguaglianza dei diritti dell'istruzione e recupera figure minori, autrice di lettere e di memorie, perché non solo scrittrici di romanze, ma di lettere e di memorie, perché è quello che potevano scrivere nel 500, nel 600, con alcune eccezioni, recupera figure dimenticate come Dorothy Wordsworth e Sarah Coleridge. Mi dispiace di non aver visto la tua traduzione di Dorothy Wordsworth, poi ne discuteremo se vuoi.
che non era uno dei brani più facili da tradurre, sono tutte traduzioni nuove, tranne alcune eccezioni, riprese dai meridiani di il volume dei meridiani su Woolf, e fino ad arrivare a quelle che lei chiama le 4 stelle del romanzo ottocentesco, cioè Jane Austen, Emily e Charlotte Bronte e George Eliot, ovviamente. Cosa hanno in comune? Così, parentesi, cosa hanno in comune queste 4 grandi scrittrici? Non erano sposate, non avevano figli. Vabbè, Charlotte Bronte si sposa a un certo punto, ma era alla fine della sua carriera, insomma, prima di morire. Quindi Virginia Woolf dice appunto le donne dovevano avere uno spazio tutto per sé, una stanza tutto per sé, un introito economico, 300 sterline l'anno, ma insomma non dovevano essere anche oberate da famiglie e figli, diciamolo pure. Chi era il lettore comune? Qui è importante perché il lettore comune per Woolf era quasi in simbiosi con il lettore-lettrice. Quel we indefinito è vero, ma si riferiva al lettore comune, naturalmente negli anni 10-20 del Novecento, e le sue recensioni non sono questa scrittrice è vissuta in questo periodo, bla bla bla, questo libro narra, no, come dicevo. Per lei ogni recensione era un viaggio che metteva in luce l'atmosfera del periodo, le azioni quotidiane, l'atmosfera di una città, di un posto di mare, come vediamo in alcune delle recensioni, le condizioni in cui le autrici hanno scritto, le sensazioni da condividere con i lettrici. Ad esempio, nel caso di Jane Austen, facciamo un esempio, presenta Jane Austen attraverso i pettegolezzi. La cugina, la signora Milford, eccetera, la presenta così. Non è affatta bella, cito, è capricciosa e affettata, dice la cugina. Qui non vi leggo il brano, se abbiamo tempo poi lo riprendiamo. Woolf parla del genio comico di Austen e per parlare della vita borghese di provincia si concentra sui pettegolezzi che circolano sulla giovane Austen, perché non ha lasciato molto. Per fortuna i suoi romanzi non sono stati bruciati, e si concentra sulla trivialità della vita quotidiana per presentare la grande scrittrice. A un certo punto Jane Austen, la signora Milford, vi racconto, un'amica di famiglia, dice non vale niente, è brutta, neanche nessuno la vuole sposare, non cerca marito, non vale, insomma, in altre parole, non vale niente, non parla neanche in pubblico, però da quando ha scritto Orgoglio e Pregiudizio è un'altra faccenda. E quindi Woolf la presenta in questo modo, in questa recensione. Ci presenta la scrittrice in modo tale che il lettore comune di quel periodo, ribadisco, potesse così entrare in relazione quasi simbiotica con il recensore e la recensora. Il volume da me messo su a taglio e cuci del volume, si capisce, senza seguire l'ordine in cui sono stati pubblicati i saggi, ma dando in fondo una cronologia del romanzo inglese, partendo da Judith Shakespeare per arrivare a chi? A Virginia Woolf, ovviamente, per arrivare a Virginia Woolf. È diviso in 3 parti. Una storia della letteratura femminile attraverso il lavoro di recensione, mi sono anche servita non solo di recensioni ma anche di obituaries e di lettere. Perché? Perché dovevo riempire i vuoti su alcune scrittrici.
Quindi ho montato un ordine cronologico che segue la vita delle autrici e non della pubblicazione. Mentre scriveva recensioni, affinava la sua voce e il suo stile, spesso etichettato come impressionistico dai modernisti. Qui ho dei modernisti intorno a me, dicevano no, non sono recensioni queste, c'era tutto il dibattito, perché non erano scientifiche. Per Woolf recensore e lettore erano dei complici, come vi ho detto. Autore o autrice, lettore o lettrice. Qui introduco, per riallacciarmi a quello che ha detto Carlo, che sempre in A Room of One's Own, in una stanza tutta per sé, che cosa dice di Shakespeare Virginia Woolf? Shakespeare aveva una mente incandescente, era androgino. Type of androgynous of the man-womanly mind. Shakespeare era l'artista geniale, androgeno per eccellenza. Quindi, se questo è un laboratorio mentre scriveva recensioni e continua a scrivere mentre scrive romanzo, parentesi quadra, naturalmente l'altro laboratorio di scrittura della Woolf erano le lettere, 5 volumi di lettere, e i diari, altri 5 volumi. Quindi Woolf scriveva continuamente. Quindi questo laboratorio di scrittura che prepara la scrittura dei romanzi. Nei romanzi di Virginia Woolf Shakespeare compare quasi sempre attraverso allusioni, citazioni delle specifiche opere, in Mrs. Dalloway, To the Lighthouse. Vi cito Orlando, perché in Orlando, pubblicato nel 1928, Shakespeare appare come personaggio al giovane Orlando che ha 16 anni, che, cito, che vede seduto al tavolo dei domestici davanti a un foglio di carta e a un boccale di birra. Era un uomo grassoccio, un po' trasandato, ma non scriveva. Pensava assorto a rigirare un pensiero nella mente. Orlando si chiede, nel romanzo di Virginia Woolf, era un poeta? Ma l'uomo seduto ignora Orlando, neanche lo vede. Per chiudere questa parte, vorrei citare, così per chiudere con Judith, vorrei citare la fine di A Room of One's Own. E quella poetessa morta, che era sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che tante volte ha dovuto abbandonare, prendendo vita dalla vita di tutte le sconosciute che l'avevano preceduta, come suo fratello aveva fatto prima di lei. Lei nascerà. Ma che lei possa nascere senza quella preparazione, senza quello sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che una volta rinata le sarà possibile vivere e scrivere la sua poesia, è una cosa che davvero non possiamo aspettarci, perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che lei verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in povertà e nell'oscurità, vale certamente la pena. Così chiude A Room of One's Own e così apre le porte per una futura Judith Shakespeare e la letteratura al femminile. Passo la parola a Carlo. Sì, appunto, magari ancora poche cose per vedere se si può aprire una discussione. Magari anche ricollegandomi ad alcune cose dette da Oriana. È chiaro che in tempi brevi si può toccare solo di sfuggita, insomma, il discorso. Quello che vorrei precisare a mia volta, ma so benissimo, insomma, è chiaro che ho anche discusso con Oriana di queste cose, è che naturalmente bisogna sempre ricordare
che Virginia aveva presente un certo modello femminile, quello che lei chiamava le educated women. Diciamo, il suo, chiamiamolo pure femminismo, credo che si possa dire così, non era in realtà onnicomprensivo. È chiaro che il modello femminile che aveva in mente in qualche modo assomigliava molto a lei, no? Per esempio Virginia risentiva il fatto di non essere andata all'università, mentre i fratelli c'erano fratellastri, vabbè, c'erano andati. Poi naturalmente lei faceva anche conferenze all'università, veniva comunque da una famiglia illustre, con un padre importantissimo, no? È stato, mi pare, detto magari indirettamente, morto certo quando lei era ancora giovane, ma insomma questa figura di Leslie Stephen le aveva aperto probabilmente molte porte. Dopodiché la stessa Virginia ha un rapporto complicatissimo, diciamo, con il padre e con il ricordo del padre, no? Perché chiaramente poi in qualche modo lo dice, è convinta che se il padre fosse rimasto di più in vita, forse l'avrebbe ostacolata nella sua carriera di scrittrice. È un rapporto molto controverso che ci riporta comunque questa dimensione del dibattito maschile e femminile che è così viva in Woolf. Un'altra cosa che mi pare, anche ricollegandomi al lavoro fatto da Oriana, volevo ricordare è l'importanza comunque che Woolf dà alla scrittrice che guadagna con quello che scrive, cioè non scrive così per bellezza o per capriccio, scrive perché ha bisogno di soldi e può guadagnare. Alcune scrittrici non lo faranno mai questo. C'è tutto il discorso che è stato accennato da Oriana, per esempio, sui diari, i diari che magari vengono pubblicati solo dopo la morte della scrittrice. Qui siamo in questa dimensione proprio della scrittura femminile che rimane nell'ombra. In altri casi invece è chiaro, la scrittrice, come la stessa Woolf, del resto, deve legittimamente guadagnare dalla sua attività. Ecco l'importanza attribuita da Frabin, no? Questa commediografa romanziera della fine del Seicento. Ed ecco, per esempio, devo dire che anch'io poi quando mi ha fatto vedere delle cose Oriana, insomma, sono rimasto colpito, l'antipatia enorme che la Woolf invece dimostra nei confronti di un'altra delle prime scrittrici, cioè la Cavendish. La Cavendish, che è una notevole figura di intellettuale seicentesca, no? Che poi tutto sommato ha pure qualche cosa in comune con Woolf, ma che Woolf tratta malissimo. Perché? Perché era sposata con un duca, con un nobile, il quale le finanziava tutte le opere che lei pubblicava. Ecco il tipo di donna scrittrice, non si dice donna scrittrice come Oriana continuamente, ossessivamente ricorda, woman writer è un altro discorso, ecco la scrittrice che non può sopportare, che non può sopportare, quella che si fa mantenere dal marito, in poche parole, insomma, no? E non ha nessun problema a pubblicare le sue opere. Ecco, in questo senso va ricordato che in Inghilterra il diritto delle donne sposate a tenere i propri guadagni è nella seconda metà dell'Ottocento. Quindi le donne sposate non avevano diritto, se guadagnavano non erano soldi, erano tutti del marito. Quindi teniamo presente anche questa condizione. Diciamo che la proprietà della donna nel momento in cui si sposava fondamentalmente passava al marito fino alla fine del periodo vittoriano, no? Più o meno, sì, fino alla seconda metà dell'Ottocento. C'era questa problematica abbastanza complessa, che in qualche modo, se ho ben capito, tra l'altro suggerisce alla Woolf la scelta di alcune scrittrici come la già citata Jane Austen, la scelta di non sposarsi, insomma, la scelta di rimanere nella famiglia paterna godendo lì di una libertà maggiore, di quella che poteva garantire il matrimonio, no? Un altro tipo di problematica che sarebbe interessante approfondire. Non credo che ci sia tempo di andare molto al di là di quello. Poi è anche vero che in molti dei suoi romanzi, se non in tutti, Shakespeare compare in un modo o nell'altro. In Orlando compare esplicitamente, anche se non apre bocca, no? Mi pare.
rimane un punto interrogativo quasi, no? Ecco, l'unica cosa che volevo aggiungere, semmai a proposito della narrativa di Woolf, è che Woolf fa un uso molto libero di questi riferimenti a Shakespeare. Non è certo, come dire, il suo un atteggiamento di ossequio, non è affatto ossequiosa nei confronti di Shakespeare. C'è un certo Shakespeare, chiaramente uno Shakespeare appunto quello di cui vi ho accennato, mascolinizzato, eroicizzato, eccetera, che chiaramente le dà fastidio. Certo, mettere in bocca a Septimus Smith, Antonio e Cleopatra, capite già il suo atteggiamento. Septimus Warren Smith, come Warren Smith, come sapete, è il giovane reduce dalla Prima Guerra Mondiale, praticamente impazzito, no? Shell shocked. Sì, ma c'è di più, chiedo scusa, c'è di più. Allora, Mrs. Dalloway, stiamo parlando di Mrs. Dalloway. Septimus Warren Smith, a parte che è matto da legare, poveretto, ma a parte questo, ha una moglie italiana che si chiama Lucrezia, alla quale ha insegnato l'inglese facendole leggere Shakespeare. Voi capite se Shakespeare è proprio, come dire, il testo più semplice per imparare una lingua straniera. E poi c'è di più. Septimus Warren Smith è andato in guerra, dove tra l'altro ha avuto un'esperienza spaventosa che gli ha praticamente tolto il lume della ragione, convinto dall'esaltazione di uno Shakespeare guerriero, convinto da una lettura di Shakespeare, quella per esempio, ecco, dell'Enrico V, ne parlavamo prima con Massimo Bacigalupo, quella dell'Enrico V che faceva vedere Shakespeare come l'esaltatore delle virtù guerriere inglesi. Noi oggi diamo un'interpretazione un po' diversa di Shakespeare, ma in ogni caso Septimus Warren Smith è caduto nella trappola dello Shakespeare mascolinizzato, eroicizzato, eccetera, eccetera, che era tipico di una certa tradizione inglese. Per non parlare degli americani, Into the Lighthouse, mi fermo qua perché non credo che sia, in Gita al faro, quello che per alcuni è il più grande romanzo di Woolf. Per me il più grande romanzo di Woolf è l'ultimo, è Between the Acts, come mi pare in qualche modo ho scritto anche in quel breve riassunto che voi avete, ma non c'è tempo, non è il caso. Però in To the Lighthouse, appunto, il marito della protagonista, Mr. Ramsay, in realtà ha con Shakespeare, che è un intellettuale, un filosofo, ha con Shakespeare un rapporto molto complicato. Intanto Shakespeare gli dà fastidio perché è famoso, perché vive attraverso i secoli. Quello che è un critico che ha esaminato questo aspetto di To the Lighthouse, Michael Bristol, chiama il big time Shakespeare, Shakespeare che c'è sempre, che fa grandi tutte le epoche. Marito che è probabilmente un docente, uno studioso, insomma, universitario, forse no, che comunque tiene conferenze, gli dà fastidio perché capisce che lui non sarà mai come Shakespeare, ovviamente, non sarà mai ricordato, non sarà mai celebrato, però con la sua tipica ambiguità creativa, Woolf mette nella mente di Mr. Ramsay un pensiero abbastanza disturbante, cioè Mr. Ramsay paragona Shakespeare in modo abbastanza dissacrante a un lifter of the tube, cioè a un addetto degli ascensori nella metropolitana di Londra, e si interroga: sì, però scusate, ma è più importante per uno che va in giro a Londra incontrare un addetto degli ascensori della metropolitana, se vuole andare in metropolitana, o andare ad assistere a un'opera di Shakespeare? Forse è più importante un addetto agli ascensori della metropolitana. È un paradosso, è un'idea abbastanza evidentemente discutibile, però voglio dire, è interessante vedere come Woolf, pur costruendo molte delle sue opere narrative importanti, tenendo presente, utilizzando Shakespeare e le sue opere, ha sempre un atteggiamento fortemente critico, si rifiuta di come dire, assorbire acriticamente il linguaggio, il pensiero, la tradizione shakespeariana. E inventa la sorella di Shakespeare. Tant'è vero che ti inventa la sorella di Shakespeare, la quale fa una brutta fine, la quale in qualche modo paga per quel mondo
maschile patriarcale in cui il fratello sembra tutto sommato inserirsi facilmente, e che poi non lui ma i lettori, i critici successivi hanno esaltato come centro della realtà patriarcale inglese, cosa che non è, cosa che le nostre interpretazioni, le nostre misere interpretazioni cercano di mettere in rilievo, almeno io credo, e di cui però Woolf sembra particolarmente consapevole. Sì, sì, certo. Grazie, molto stimolante. Credo che il nostro pubblico presente e in collegamento sarà stimolato a, insomma, a rimeditare la figura di Woolf, a leggere o rileggere questi suoi straordinari romanzi che sono stati citati, specialmente quello poco noto ultimo che adesso ha citato Carlo Pacetti, che tu ne parlavi come di un tuo contributo al libro su Shakespeare e il modernismo, questo. Sì, sì, appunto è un libro in inglese che uscì qualche anno fa su Shakespeare e il modernismo, dove Pagetti ha scritto appunto sul rapporto di Shakespeare e Woolf. Anche questo sarebbe un saggio da rileggere che magari, se a qualcuno interessa, posso fotocopiare e farvi avere. Ma tu ce l'hai il libro? Sì, no, infatti ho appena detto che posso fotocopiare. Però, a parte appunto i romanzi di Woolf, il libro di Oriana Palushi ci permette di conoscere di nuovo, o per la prima volta per alcuni, perché poi è un libro tascabile che si rivolge a un pubblico ampio, e conoscere Woolf saggista e queste persone di cui lei parla, che, come dici tu, sono poi dei ritratti a tutto tondo, per cui non è puramente un libro per letterati o cultori della letteratura inglese, ma è un libro, o della letteratura femminile, ma è un libro per chi vuole sapere qualcosa di più e vedere come una grandissima, geniale scrittrice è riuscita a parlare, a mettersi in relazione con queste figure straordinarie che percorrono tutto il 600, ma poi soprattutto il 700 e l'800. Che basta aprire una pagina a caso, magari potresti leggerci una frase o due per sentire l'assoluta acutezza, felicità artistica, perché sono dei ritratti di grande lucidità, ma anche sono delle opere, dei ritratti fatti da un artista che ritrae un altro artista, però lo fa proprio vivere, no? E la scrittura di Woolf, in questo caso, a differenza dei suoi romanzi, che ovviamente sono molto più elaborati, è una scrittura abbastanza immediata e trasparente, come hai ben ricordato, la scrittura delle recensioni o degli articoli sui giornali. E tu hai parlato del fatto che lei sviluppa il suo discorso, no? La sua scrittura, però hai anche ricordato che gli articoli apparivano anonimi, per cui bisognerebbe anche studiare quanto lo stile del Times Literary Supplement nella recensione di Woolf, quanto è diversa dallo stile che era un po' comune a tutti i recensori. Fra questi recensori c'era un altro sommo, cioè T.S. Eliot, che scriveva anche lui per lo stesso redattore, che aveva la fortuna di conoscere tutte e due, cosa che gli invidiamo ovviamente. E per cui anche questo, insomma, vedere il suo stile in rapporto, quanto si differenzia, e se davvero si differenzia, in quanto un suo laboratorio, come tu hai voluto suggerire, questa almeno è la tua tesi, una tesi che però andrebbe poi, e magari in un'altra sede potrai documentare, magari nel testo che ci darai per la pubblicazione degli atti. A questo punto, se ci sono delle domande o delle osservazioni, Giuseppe Sertoli. Cosa che ho apprezzato molto l'intervento di Oriana su due punti. Il primo è sono dei saggi molto idiosincratici, quelli di Virginia Woolf. Non userei il termine scientifico, ma sicuramente molto idiosincratici, non esenti da palesi ingiustizie. Carlo ricordava il caso di Margaret Cavendish, che lei diciamo, non sopportava. Viceversa è stata la Cavendish una delle più forti voci protofemministe alla metà del Settecento, era però un'aristocratica.
il fatto che fosse sposata e che fossero i soldi del marito a finanziare i suoi libri è veramente secondaria, perché anche Virginia Woolf era sposata, diciamolo pure, in qualche modo, però era sposata. No, alla Cavendish si contrappone Afra Ben, ed è lei che l'ha riscoperta. Non è che fosse Afra Ben ignota alla critica positivistica dell'Ottocento, solo che a parte Oroonoko, che era l'unico testo letto, gli altri erano veramente esecrati. Ricordo un critico che disse: è un peccato che i suoi libri non siano marciti nella tomba insieme al suo corpo, che era veramente una frase pesantissima. Quindi lei l'ha recuperata aprendo la strada poi a tutta quella recupero di scrittura femminile pre-ottocentesca che è partita poi dall'ultimo quarto del Settecento. E direi che lei, ecco, hai fatto bene, Carlo, a evocare questi due nomi, perché lei si è riconosciuta in Afra Ben, donna della middle class. E quando lei, Oriana se lo ricorderà benissimo, dice proprio nella stanza tutta per sé: tutte le donne che scrivono oggi dovrebbero portare fiori sulla tomba di Afra Ben, perché è stata lei come dire, ad affermare il diritto alla parola della donna, e noi siamo donne. Ecco, lei si è riconosciuta in Afra Ben, donna della middle class e donna che viveva con la sua penna. Quindi, come dire, la donna che deve vivere di scrittura e deve vivere, ecco il secondo punto che tu giustamente hai sollevato, deve vivere con la scrittura come un mezzo di sussistenza per una donna, perché la scrittura le garantisce l'autonomia. E qui forse c'erano anche altre donne che lei avrebbe potuto scoprire, però questo è stato un lavoro di scavo che ha riportato fuori altri nomi, oltre a quelli che conosceva, che aveva recuperato Virginia Woolf a partire poi dalla fine del Novecento. Però veramente lei ha aperto una strada in questo senso. Grazie mille. Se posso così ricollegare quello che mi chiedeva in qualche modo sia Massimo che Giuseppe, proprio attraverso l'esempio della Cavendish. Come è costruito il libro? Prima di ogni brano tradotto, delle recensioni di Woolf o obituaries, come ho ritenuto opportuno, c'è una scheda. Nelle schede non faccio la vita della scrittrice, c'è Wikipedia. Ho messo solo le date, non c'è la vita della scrittrice, ma l'atteggiamento, quello che non si trova in rete, di Virginia Woolf nei confronti di quella scrittrice, dopo averlo collocato nell'ambito del suo lavoro, cosa stava facendo. L'esempio della Cavendish, se andate a vedere il pezzo che scrivo all'inizio, e questa condanna, ne dice di tutti i colori della Cavendish, eppure ho ritrovato, per rispondere a Massimo, ho ritrovato nel brano che lei scrive sulla Cavendish alcune caratteristiche che lei userà in alcuni romanzi, tipo puntini di sospensione. Lo fa, oppure frasi lunghissime senza punteggiature, lo fa parlando della Cavendish. Cioè questa Cavendish che lei odiava, lo dice in tutti i modi, gliene dice di tutti i colori, eppure il ritratto che fa della Cavendish è fortissima. Cioè uno dovrebbe, anche se dice non leggetela, era meglio bruciare i suoi libri, quello che volete, dopo aver letto quel brano, e vi assicuro che tradurlo è stato difficilissimo, perché è complicatissimo, anche perché ci gira attorno continuamente, e poi in effetti se si va a leggere anche nell'originale si vede che poi c'è questo, ecco perché dicevo ci sono alcuni elementi che verranno ripresi, non in tutti, si capisce, ma io ci vedo già Orlando nella scrittura della recensione su Cavendish. Ce lo vedo già, questa fluidità, questo scorrere veloce su 1000 fatti nel tempo. Quindi è un altro aspetto che va approfondito, naturalmente. Virginia Woolf è così, bisogna sempre rielaborare tutto, lavorarci ancora e così via dicendo. Però in effetti queste
questo lavoro sul suo lavoro, saggi critici, di solito si prendevano i 2 saggi grazie a Room of One Zone e Three Guineas, che sono i 2 saggi lunghi, più lunghi, e si prendevano poi Modern Fiction, Mr. Bennett e Mrs. Brown, alcuni saggi ormai canonici anche nei corsi universitari, e poi si lasciava tutto il resto. A me interessava fare una storia della letteratura secondo Virginia Woolf. Per chiudere, le storie letterarie al femminile verranno pubblicate nel mondo anglo-americano solo alla fine degli anni 60, con la Morse, Ellen Morse, e poi la Gilbert e Guber, eccetera, negli anni fine anni 70. Perché? Perché c'è il recupero di Virginia Woolf. Quindi le storie letterarie al femminile sono Ellen Morse, la prima storia e letteratura femminile. Siamo sempre nel mondo anglo-americano, così, e seguiranno dopo decenni e decenni, basti pensare a storia letteraria femminile italiana, che è così recentissima, d'accordo? Bene, mi è venuto invece in mente, tu volevi dire qualcosa, Carlo? Non so se c'è tempo. No, Sì, sì, certo, se vuoi. Grazie. Sì, voglio dire, è giustissimo quello che è molto interessante, insomma, cioè la Woolf nel momento in cui si riconosce la sua importanza, ed è vero che è stata la riscoperta della Woolf negli anni 60 del Novecento, che ha come dire, messo in moto una serie di energie anche critiche. Nel momento in cui, insomma, si riconosce la sua importanza, però bisogna assolutamente anche vedere come dire, le cose che non vanno, le cose più discutibili, come ricordava Giuseppe. Volevo ricordare una cosa di Afraben, per esempio. Afraben, esaltata in maniera addirittura esagerata, di Afraben non viene citato appunto quel grande romanzo, se vogliamo addirittura anticoloniale, che è Orunoko. Non lo cita la Woolf. La Woolf cita Afraben come drammaturga, come donna di teatro, ed è comprensibile, perché in precedenza, attenzione, perché poi c'è questo gioco temporale di dislivelli, perché la successione di testi che dà Oriano ovviamente è fasulla, cioè non corrisponde alla vera cronologia. Ma insomma, come Judith Shakespeare, mettiamola così, non è mai riuscita a mettere in scena o neanche a scrivere probabilmente alcuna opera, così Afraben è vista come drammaturga. Orunoko, ma c'è una lettera, mi pare, a Sackville West, alla sua grande amica, insomma, Sackville West, che viceversa stava scrivendo su Afraben e che Orunoko lo conosceva. Non è chiaro se lo abbia letto, di certo non cita Orunoko. E così in altre recensioni è disappointing, cioè è capace di cogliere delle sfumature, ma poi sembra dimenticare certe cose, probabilmente non le aveva lette. È tremenda la Woolf, ne sa più del diavolo, nasconde le sue lacune e mette in rilievo quello che sa meglio. Le sue antipatie le fa vedere, però poi ci sono le scrittrici a lei contemporanee o poco precedenti con cui aveva dei rapporti di parentela. Questo apre un altro capitolo di cui non avevo tempo di parlare. E lì lei si arrangia, cioè non è che può dire che siano chi, per esempio, ricordamene tu una, la Mrs. Thackeray, no? La Ricci, che era una Thackeray, che era imparentata con lei, non è che può dire che è una straordinaria scrittrice, che non è così disonesta la Woolf, però fa vedere che in alcune cose c'ha saputo, è tremenda, guardate che la Woolf è tremenda. Scusa, dal punto di vista maschile non lo so. Attenzione a Mrs. Woolf, insomma. Ancora, chi ha paura di Virginia Woolf? Io ho paura, per esempio. Bene, allora no, però sono le opere scritte da uno scrittore geniale un secolo fa, e naturalmente quello che ha fatto è creare questi ritratti che magari sono parziali, come quando un pittore fa il ritratto di una persona, ma che hanno una capacità, per cui vuol dire è un libro da leggere, perché è un viaggiare nel tempo, come in alcune delle opere sue narrative, come in Orlando,
e vedere queste figure una dopo l'altra uscire dalle nebbie, perché sono poi solo dei nomi, le Bronte, la Austen e così via, e tu hai detto un pettegolezzo sulla Austen, ci dice poi tante cose, è chiaro che chi ha studiato la Austen dirà vabbè ma c'è ben altro da dire su Jane Austen, ma questo è per un pubblico attento, interessato, no? Ma che vuole ritrovare per un momento il gusto di un periodo, il gusto di una persona. Per cui ecco, questa è la bellezza di questo libro che è scritto da Virginia Woolf, ma che tu hai anche creato mettendo insieme queste pagine, perché poi ci si può perdere fra le enciclopedie, in quei libri come i Meridiani e così via. Ci sono 2000 pagine della Woolf. Vabbè, quando avremo 10 anni a disposizione cominceremo a leggere le 2000 pagine, ma siccome non ce le abbiamo leggeremo il libro di Oriana Palusci, che ringraziamo come ringraziamo i nostri conferenzieri per essere venuti, che aspettiamo un'altra volta e che leggeremo volentieri negli atti. E buonasera, e vi ricordo che giovedì c'è addirittura un convegno che comincia alle 14 su Fiorenzo Toso, un glottologo che si occupava di genovese e di cultura ligure, scomparso prematuramente, e le persone che hanno studiato questi temi e sono stati vicino ai suoi studi, hanno raccolto la sua eredità, parleranno nel corso di questo pomeriggio dalle 14 alle 17 alle 18 di vari aspetti della sua opera, per cui sarà un pomeriggio molto intenso in cui ci sarà anche un coffee break per coloro che vorranno approfondire appunto la Liguria dal punto di vista glottologico, storico, linguistico, culturale. E dunque buona continuazione con Virginia Woolf e con i nostri amici Carlo Pagetti e Oriana Palusci. Buonasera.